Ligurians Grand Tour, quest'oggi siamo a Monte Carlo e siamo al Tennis Club di Monte Carlo. Avremo con noi un ospite veramente speciale, Nicola Pietrangeli. E Nicola Pietrangeli, come ben tutti sappiamo, è un monumento proprio del tennis nazionale e del tennis internazionale. Infatti è l'unico al mondo ad avere l'International Tennis Hall of Fame, come l'aveva anche Clerici, quindi erano solo lui e Clerici, e la Walk of Fame dello sport italiano, quindi due riconoscimenti internazionali e italiani. Ligurians Grand Tour, e oggi abbiamo veramente un grande, monumentale ospite con noi. Siamo qui al Tennis Club di Monaco e abbiamo il grande maestro Nicola Pietrangeli. Grazie per il maestro, ma non so se me lo merito. E come? No, maestro devi fare gli esami e come sempre anche a scuola mi bocciavano, quindi non li faccio. Va bene maestro però. Va bene maestro, allora noi siamo qui con Nicola oggi perché ovviamente finito questo tour, questa avventura, perché per te poi ormai è diventata un'avventura, e vorremmo che ci raccontassi un po', insomma, cosa è successo durante il torneo dei tornei. Beh, questo è, diciamo così, non è questo è un torneo che si chiama 1000, un torneo dei 1000 come Roma, ed è l'unico torneo ancora rimasto che chiamiamolo un po' mondano, perché farsi vedere qui è un po' come Roma, dicono a Roma te devi far vedere. Allora quando c'è la colazione sul terrazzo, l'80% della gente del tennis non gli importa niente, però ti devi far vedere. A parte questo, appunto la tennistica qui per 10 giorni di fila, 8 giorni di fila, c'erano 10.000 persone, dei quali secondo me almeno il 50% italiani. Questo è un gran torneo, bellissimo torneo. Hanno avuto, perché non è mio, un giorno di pioggia, quello purtroppo di Sinner, che sicuramente gli ha dato fastidio, però è un torneo che ha un gran successo, bellissimo, ripeto, è l'unico torneo rimasto con un certo tipo di mondanità, che secondo me oggi, con i tempi che corrono, ma forse un po' di cose anziane fanno bene. Ma senti, invece gli internazionali, perché adesso il prossimo appuntamento ovviamente dove tu non puoi mancare, dove sei il magister cerimonia, veramente il magister cerimonia, perché parliamo... Ma tu lo sai che problema c'ho io a Roma? Intanto a Roma, sai, essendo tutti furbi, più furbi chissà perché, ma insomma, allora dalla mattina alla sera e già cominciano a chiedere biglietti, naturalmente gratis. Allora è veramente un incubo, veramente un incubo. Però il torneo quest'anno è diventato quasi un grande slam dal punto di vista di lunghezza del torneo, e si giocherà su 12-13 giorni mi pare, e con una prevendita del 50% in più dell'anno scorso, quindi sarà un sold out bello, bellissimo il torneo. Poi se ci regge il tempo sarà un gran bel torneo, veramente. Poi anche lì a Roma domani è diventato, era come qualche tempo fa Piazza di Siena del concorso ippico, te devi far vedere. Senti Nicola, io posso rivolgerti una Truman domanda, perché la domanda Truman domanda è la domanda vera, la domanda ad effetto, la domanda che la domanda che di solito non si fa, è la Truman domanda, la Truman
Però pronuncia meglio che Truman sembra l'ex presidente degli Stati Uniti. No, perché siamo Truman TV, allora c'è la Truman domanda e Truman sa di Truman di verità. Va bene. Di verità. Spara. Allora, la domanda è questa. Il principe, Sua Altezza Serenissima Alberto, come tifoso, siccome tu sei vicino durante... Lui è molto, come ti posso dire, molto patriota, ci tiene molto, lo fa anche al calcio, è tifoso. Ieri ho visto per esempio la finale del doppio, dove per la prima volta, sarebbe stata una cosa storica, che una squadra monegasca poteva vincere il doppio, non c'è mai arrivato nella storia del torneo. Lui saltava sulla sedia e continuava a dire Daghe Monaco, e poi ho saputo che vuol dire Dai Monaco, però tifava proprio, e i monegaschi hanno avuto il match ball, quindi ci è mancato veramente, lui ci è rimasto male, perché questo lo fa veramente da sportivo, lo fa proprio col cuore. Sentito. E quindi è abbastanza, come posso dire, sai, vedere il principe che salta quando fecero un bel punto, insomma, non capita, lui lo fa proprio, si capisce che lo fa sinceramente. Senti, quindi per i nostri amici di Ligurians, Daghe, che sanno bene cosa significa Daghe, non è Daghe Cianin, ma è Daghe. Allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere invece, quindi domanda a Truman, grazie per la risposta, fantastico, una chicca così. Non era cattiva, dai. Però reale, un momento di realtà che ovviamente non è che si può avere da tutti e su tutti. Allora, io ti volevo chiedere una cosa molto importante sul Nick for Friends. Questa. Allora, 6 anni fa, con altri 3 amici, non so perché, ma tu una maglietta, una cosa, ma quale maglietta? Questo c'ha un'azienda che fa roba da forniture per alberghi, quindi c'ha le stoffe. Dai, facciamo, come la chiamiamo? Allora ci metto, se fate bene caso, qui c'è il campo che si chiama Nicola Pietrangeli, con tutte le statue intorno. Come lo chiamiamo? Avevano fatto Tennis and Friends, Tennis Pavarotti and Friends, e chiamavano Nick for Friends. Ma non è una cosa di pubblicità, le ha pagate tutte questo Maurizio. Però ma anche a sfondo solidale, è a sfondo solidale questa operazione? Abbiamo lui, ma insomma anch'io, regalato un bel po' di gente, ma di gente anche qualunque, e piace perché sono fatte bene, ripeto, non saprei neanche dire quanto costano, perché ci sono anche le magliette, quindi questo Nick for Friends è stata una cosa carina, ma niente di trascendentale, niente di, come posso dire, commerciale che ha scombussolato il mondo del tennis. Senti, allora noi su questo potremo anche, concludere il nostro appuntamento con questa bellissima intervista. Avevamo già fatto qualcosa un sacco di anni fa, non vogliamo perderti di vista. Sbrigatevi. Non vogliamo, come sbrigatevi? Allora, questo no, perché te l'ho già detto prima, te lo ridico però davanti alla telecamera, ecco, che dal principio dell'anno io non faccio altro che ricevere premi, chiamate di interviste. Allora mi viene un dubbio che stanno preparando il famoso coccodrillo. Allora, per chi non sa cos'è il coccodrillo è un'intervista che si fa agli amici, ai parenti, dopo che lui è morto però. Allora tutte queste telefonate, ma io, come si dice, mi tocco legno, tocco legno. Però ti dico, veramente io ho avuto a Napoli, per esempio, 15 giorni fa, danno ogni anno questo premio per gli allenatori, Enzo Berzot. Interessante. Dopo 12 anni per la prima volta l'hanno dato sì a Spalletti, sì, ma per la prima volta uno che non c'entra niente col calcio.
Io. Ecco. E quello che ti assicuro, emozionante, allora quando sono salito sul palco, c'era Jacopo Volpi che presentava, ha detto due cose carine. Si è alzato Giovanni Malagò, presidente del CONI, si sono alzate in piedi 200 persone. Beh, credetemi, Emozionante. non succede tutti i giorni, perché poi al momento, a parte il presidente del CONI, il presidente del Sport e Salute, il sindaco, il prefetto, De Laurentiis, insomma 200 persone si alzano in piedi, fa una certa impressione. Quello. E poi mi hanno dato il premio della stampa internazionale. Secondo me fino a 6 mesi fa non sapevo neanche chi fossi, ma insomma, no, esagero. No, però ti assicuro, adesso sembra che addirittura prima del torneo di Roma mi vogliono fare cittadino onorario di Cagliari. Ben venga, nel senso, io in Sardegna sono stato 1000 volte, quindi mi fa piacere. Però tutto questo insieme, vedremo. Ma io volevo quasi annunciare anche un premio genovese che potrebbe essere lì però così mi fai rimanere. Allora, comunque il grande maestro Nicola Pietrangeli è così, è molto friendly. Io lo conosco da tanti anni, mi permetto addirittura, ho questo privilegio che posso dare del tu, quindi sono proprio privilegiata. Dopo tutto quello che è successo E veramente questa simpatia, questo umorismo, questo è una vero? Guai non averlo, peggio per gli altri, guarda, veramente bisogna sempre cercare di, non dico sempre ridere, ma sorridere non è facile, però perché a tutti capita e capiterà, a me è capitato più di una volta di qualche cosa non tanto bella, però insomma 11 settembre, pensa che in combinazione ero con il nostro amico Santino a Genova, e il mio compleanno, e ne faccio, veramente me lo sono scordato. Non si dice. Alle belle donne non si chiede l'età, ne faccio tanti, troppi, veramente troppi. Senti, è l'11 settembre. Questo ce lo annotiamo ovviamente, perché anche per il nostro Sport Support, che ovviamente il nostro Sport Support ha il grande campione Nicola Pietrangeli, tra i personaggi veramente anzi forse i primi 3 insieme a Bolesan avevamo dato questo premio, il premio Cicnus, forse non ti ricordi neanche, ma hai avuto già un premio da noi come Ligurians. Ma va? Sì, però allora lo riproponiamo, sì. Al compleanno lo riproponiamo. Va bene. Grazie. Senti, allora ci lasciamo con una promessa di poterti venire a trovare agli internazionali di Roma. Basta non chiedere biglietti, che non ce li ho. Senza biglietti veniamo noi. Va bene. E poi dalla regia faremo passare delle bellissime immagini della racchetta originale Nicola Pietrangeli, che ovviamente mi farai una dedica autografata a me, che imparerò presto a giocare a tennis. Speriamo. Abbiamo bisogno di giovane leve. Grazie. Anche di mezza età. Grazie. Siamo giunti alla fine di questa puntata, quindi tutte le sorprese che vi abbiamo riservato non sono finite, perché nella prossima puntata potremmo anche trovarci agli internazionali di tennis a Roma. Quindi per il momento è tutto, Ligurians vi aspetta alla prossima puntata del nostro Grand Tour con il tennis italiano e internazionale.